Ha retto solo i primi due quarti Treviso al Palaverde contro l'Eppi Casa Brindisi, allenata dall'ex Frank Vitucci. All'intervallo squadre negli spogliatoi praticamente in parità, 48-47 per gli ospiti. Nella ripresa i biancocelesti, già sfiancati fisicamente dai primi 20 minuti, hanno subito dovuto rincorrere gli avversari, esponendosi poi nel finale a pericolosi contropiede che spiegano lo stacco di 18 punti, 108-90. Loro hanno fatto una grandissima partita, prima di tutto. Credo che noi abbiamo provato e lottato, nel senso che non ci siamo mai tirati indietro, ma oggi abbiamo trovato una squadra che è stata meglio di noi. Questa credo che sia nell'analisi, bisogna avere anche l'onestà di vedere questo e soprattutto dopo, naturalmente, nell'analisi che si fa rivedendo quanto ci abbiamo messo di nostro e quanto invece c'è degli avversari in una partita del genere. Dovevamo fare una ottima prestazione qui a Treviso, che è in un ottimo momento, e ci siamo riusciti, quindi sono molto contento della consistenza che abbiamo dimostrato a fronte di un periodo non facilissimo, non brillantissimo da cui venivamo. Primo tempo abbastanza equilibrato, abbiamo giocato bene in attacco, però sempre in difesa non siamo riusciti a limitare la loro fisicità, loro sono molto fisici. Secondo tempo sempre la loro fisicità non siamo riusciti a tenerlo, ma ci siamo un po' demoralizzati in attacco e questo fa male al morale, soprattutto vedere queste robe qui. Tra Coppa Italia e Nazionali i trevigiani hanno ora di fronte 3 settimane di stop che serviranno per tirare il fiato e riorganizzare le idee. È sicuramente una buona cosa sia per il fatto che alcuni ragazzi sono veramente stanchi, quindi fa bene una pausa, e in più abbiamo il modo per inserire al meglio Trent Lockett appena arrivato a Treviso, e quindi sicuramente una pausa ora è l'ideale per questa situazione. Going into the break to have this, with a new guy coming.